Benvenuti a questa giornata di calcio al velodromo di Palermo. Si affronteranno le due squadre tra Athletic Club e CUS. Partita che vale il campionato Under 17. Si parte, CUS in possesso del pallone. Adesso cambia subito sulla sinistra, non trova nessuno. Si è rimessa dal fondo. Gioca bene a centrocampo per il numero 5 che tenta il cambio di gioco, gira bene ma bene anche lo stop del terzino. Riesce anche di nuovo il numero 5 a tenere bene il pallone, che prova a girare sulla sinistra. Ottima la palla lunga per il numero 3, un po' lunga, l'arbitro non fischia, invece sì, sarà rimessa laterale per il CUS. Laterale battuta. Giocano bene i tre vicino lì, che riescano ad uscire. Attenzione perché l'arbitro può fischiare qui il calcio di punizione, infatti arriva il calcio di punizione per il CUS, già battuto. Si riparte dal portiere. Laterale Athletic. Battuta, prova a mettere giù col petto. Palla in avanti. Prova a spazzare, ma trova ancora una volta un giocatore rosa. Adesso si allunga bene la palla sull'esterno. Il CUS vuole provare ad andare via. Tenta il tunnel, ci riesce. Impallo fortunato, poi il 4 arriva in scivolata, che chiude l'azione pericolosa del CUS. Se questa palla fosse passata, sicuramente parleremo di altro. Ma va bene così ed è rimessa laterale per il CUS. Questa laterale battuta. Non la tocca nessuno, ma arriva bene. C'è questa palla che passa in mezzo. Rischia qui l'Athletic Club, ma spazza bene via il difensore. Adesso ancora palla dentro. Non c'è fuorigioco. Prova a metterla giù il numero 8. Con il corpo si gira il bianco, riparte da dietro. E con molta tranquillità si riorganizza adesso il CUS. È ottimo il cambio di gioco, invece no. Troppo lungo il pallone. È rimessa laterale per il rosa. Si ripartirà dal portiere. Prova a girarsi il numero 2. Spazza il pallone. Si procura una rimessa laterale. Laterale battuta e calcio di punizione per l'Athletic Club. Riparte dietro l'Athletic Club. Allarga adesso sulla destra al numero 6. Ancora dal portiere. Nel frattempo il CUS prende campo, facendo salire la squadra. È anche una tattica dell'Athletic Club. Adesso la spazza via. Solo Era non riesce a controllare bene il pallone. È il CUS che può riorganizzarsi. Palla dentro al centrocampista che rischia il numero ma non riesce a passare. Fermato, adesso il 10 vuole provare ad andare. Porta bene la palla con la sola, rientra con il tacco, riparte da dietro. Ancora la palla al DS. Fermato, l'arbitro lascia giocare. E gioca avanti ancora il CUS. Si allunga bene la palla sulla destra. Arriva l'attaccante che prova a allungarsi il pallone un poco troppo. Palla che esce, rimessa dal fondo per l'Athletic.
rimessa al fondo Athletic Club. Battuta, ancora palla al portiere, salgono nel frattempo i bianchi, spazza via il pallone sulla sinistra, riesce bene il numero 3 a anticipare questo pallone, ha una prateria, allarga bene il pallone sul numero 7 che aveva fatto il movimento, ma poi si è fermato perché ha capito di essere in fuorigioco e palla al portiere per i bianchi. Sulla sinistra protegge bene il pallone, trova il compagno, si parte al centrocampo, ancora è buono il fraseggio dei bianchi ma rischia qui qualcosa, attenzione perché c'è la trattenuta, l'arbitro può fischiare, infatti fischia qui il calcio di punizione per il rosa. Ancora ottima la giocata del numero 10 del rosa. Battuta la punizione, poi prova il cross in mezzo ma è velleitario e viene anticipato dal difensore. Adesso vuole provare il 3 ad andare via, tiene il pallone, aspetta il movimento dei compagni, si prende per un'ottima rimessa laterale. Alla laterale il numero 3 Greco, battuta lunga, di testa la spizza, trova il numero 9 che viene spinto, ma è tutto regolare, rischia poi qualcosina il difensore centrale dei bianchi, ancora possesso atletico, palla sulla destra, chiuso, adesso contropiede forse per il Cus, un po' lento a ripartire, preferisce mettere sistemazione in campo, è ottima la palla giocata in mezzo, allarga sulla destra il numero 2, prova l'inserimento, il numero 11, telefonato questo passaggio, ma tiene ancora il possesso per i bianchi che tengono bene il pallone. Il numero 11 aspetta il movimento, riparte da dietro dal numero 2, si riparte da dietro, il pressing funziona del numero 7 e così riprende il possesso l'Athletic Club. Greco alla battuta la rimessa laterale, tiene il pallone, gioca bene sulla fascia, palla dentro, capisce tutto il numero 4, palla all'11, finta di colpo il numero 2 che rischia e riparte dal portiere con molta calma. Adesso il Cus si sistema, palla in avanti anticipata, trova nel frattempo una maglia rosa, ancora il Cus è ottimo, il fraseggio, il numero 2 non riesce a controllare il pallone e Greco al possesso per l'Atletico. È buono il passaggio, adesso vuole puntare l'uomo, tenta il tunnel, ci riesce, c'è un fraintendimento tra i due, il numero 10 va avanti nel frattempo col pallone e si procura un importantissimo calcio d'angolo per l'Athletic Club. (0-0) qui al velodromo di Palermo tra Athletic Club e Cus al quasi 8° minuto di gioco. Eccolo qui Greco, la mette in mezzo col sinistro, chiudono bene i bianchi e controvede per il Cus e adesso è un 3 contro 3, vuole provare a recuperare, porta bene il pallone, alza la testa, la gioca vicino, fermato, ottima la chiusura dell'Athletic e sarà palla per il portiere del Cus che ha rischiato e sarà palla per il portiere del Cus che ha rischiato di bucare in contropiede l'Athletic. E adesso il Cus riparte da 0, palla dentro, ottimo il passaggio lungolinea, poi riprova, Greco chiude e l'Athletic che protegge il pallone, riparte dal portiere con molta calma, si stanno studiando le due squadre, quello sicuramente. Palla in profondità,
Il numero 2 riesce a sovrapporsi all'avversario, c'è contatto, arriva qui il calcio di punizione, ottimo il gesto di esperienza del numero 2 a proteggere il pallone e poi a tuffarsi giù. Battuta la palla per i bianchi, palla sulla sinistra, trova bene lo spazio verso il mezzo, tiene bene l'1-2, può provare il destro, carica, palla che sbatte sulle spalle di Greco, mette giù questo pallone, la spazza via, attenzione perché c'è il numero 7 che cerca di recuperarla di testa, si gira, tiene il pallone, c'è poi la trattenuta di maglia e infatti arriva qui il primo cartellino giallo della partita ai danni del numero 5 del Cus Club. Calcio di punizione per l'Athletic Club da posizione pericolosissima. Se questo pallone viene calciato bene con l'effetto giusto è molto pericoloso. Alla battuta il numero 9 Baglione Giuseppe. Eccolo qui che gira bene, palla che esce di poco sopra la traversa, il portiere può solo guardare, è rimessa dal fondo Cus. Ancora possesso Cus con un rimpallo, rimane la palla ai bianchi, cambiano il gioco, c'è ottimo l'inserimento, l'11 adesso palla in mezzo, prova a girarsi bene il numero 10 con un numero che cerca il numero 2 di prima in mezzo, di testa non arriva, spazza bene con la testa il difensore Rosa e ancora Cus in possesso, lotta fra i due, prova a metterli in mezzo, scordinato col corpo, palla che esce, è rimessa dal fondo Athletic Club. Ripartono dal basso, palla dentro, giusta la palla e poi di prima a cercare il compagno sull'esterno che la tiene in campo, un po' difficile controllare questo pallone. Possesso ancora Rosa, la palla rimane lì, prova con un numero ad andare via, palla che esce, laterale ancora a Rosa. Zero a 0 e 13 sul cronometro, Athletic in possesso del pallone, al 5 e mezzo, cerca la profondità, riesce a spazzare il difensore, attenzione perché qui il 9 con molta cattiveria riesce a passare, è sfortunato il controllo e palla che va al portiere dell'Athletic. Giro sulla sinistra, in profondità, tenta il passaggio di testa, il 5 rischia, da parte al numero 3. Si riparte dal portiere, preferisce spazzare via il pallone, anticipa di testa il difensore, ancora possesso Cus, ottima la finta di corpo del numero 2, deve fare attenzione il numero 5 che è ammonito. Cus in possesso, c'è il pressing adesso del numero 7 per mettere in difficoltà, ma il Cus riesce a controllare bene il pallone. C'è la spinta, infatti arriva qui il calcio di punizione per il Cus. Cambio di gioco, si parte al numero 2, tieni bene il pallone, non danno possibilità di gioco
I ragazzi dell'Athletic, attenzione, il numero 5 rischia con questo cambio di gioco. Il numero 9 non riesce a controllare, riesce a spazzarla via il difensore dei bianchi. Poi trova il numero 11 che prova a passare da Greco, ma Greco no, non si fa passare facilmente. E via adesso col sinistro, palla dentro all'attaccante che riesce a girarsi. Era giusta l'idea, meno il passaggio. E sarà laterale per il CUS. Laterale CUS battuta, c'è una spinta da Greco. È netto il fallo, calcio di punizione per il CUS. Già battuto dall'altro lato del campo, a trovare all'esterno, lo trova bene di prima. Tiene adesso il pallone il numero 10, la rigioca al 7 che può girarsi, palla dentro, di tacco, palla in mezzo l'aria. Non si aspettava il pallone il compagno. Si mette le mani in testa per la disperazione ed è possesso Athletic. Va dentro, riesce a trovare il binario, la tiene bene in gioco, prova l'1-2 fermato, adesso c'è la prateria, palla lungo linea per il numero 7, un po' troppo lunga, che riesce a saltare il portiere, adesso la finta, posa il portiere, può andare in mezzo sul secondo palo e arriva il primo gol dell'Athletic Club, del numero 7, che ha fatto una grandissima giocata. Mi è arrivato il gol di Conforto Mattia. Ottima la costruzione dell'Athletic Club a partire dal basso, poi palla sull'esterno, cercata la profondità del numero 7, trovandola con un grandissimo sprint. Portiere che esce a vuoto la prima volta, la seconda volta casca alla finta del 7, poi vede la porta spalancata e mette il pallone dentro. 1-0 il risultato dell'Athletic Club. Aggiorniamo il risultato. Adesso in attacco il CUS vuole andare. Palla sulla destra, in mezzo verso la porta, portiere che lascia scorrere e sarà rimessa dal fondo per l'Athletic Club. Di nuovo dal basso l'Athletic Club, prima azione pericolosa comunque, subito sfruttata. Tenta l'appoggio di prima, l'11 anticipa, riparte da dietro, è ottimo il controllo del numero 2, del numero 5, preferisce ripartire dal portiere, palla sporca al compagno, cerca la profondità, trova in mezzo al campo solo maglia rosa, ma perde il pallone. Athletic Club, adesso palla dentro, lungolinea, è buona la palla che cerca il taglio del compagno, poi esce il portiere, si fa trovare pronto, è possesso Athletic. 18 sul cronometro. In profondità tenta lo stop il numero 7, ma la palla era un pochettino troppo complicata da controllare. Poi c'è il rinvio del difensore del CUS, palla che casca nelle mani del portiere. Ottimo il pallone sul 3, anche buono il controllo, prova a prendere campo, prova a puntare l'uomo, riesce a mettersi in mezzo, è buona la palla per il 10. Attenzione perché l'arbitro fischia un fuorigioco che forse non c'era. Ancora una volta ottima la costruzione dell'Athletic Club sul cambio di gioco per il numero 3. Ottimo il controllo, poi la progressione col pallone, cercare l'imbucata per il numero 10 e l'arbitro fischia il fuorigioco e quindi si riparte dalle linee difensive del CUS Club. Palla al portiere,
profondità. Altra palla sprecata del Kuss che non riesce a costruire. Però attenzione, con un pochettino di fortuna adesso si apre il campo. Palla sbagliata adesso il numero 4. Ottimo con il corpo per proteggere il pallone dopo aver marcato l'uomo. Sarà calcio di punizione per l'Athletic Club. Già battuto. Si ripartirà dal portiere. Sbaglia qui il passaggio. Rischiosissimo. Di testa, prova a spizzarla. Alza un campanile per il numero 10 che mette giù il pallone, poi prova a farlo passare, butta giù l'avversario. E attenzione perché qui arriva subito il cartellino giallo per il numero 10, il primo fallo commesso. Calcio punizione Kuss. Venti sul cronometro, tutti dentro in area dell'Athletic Club. Palla messa in mezzo, cross troppo basso, poi sul secondo palo è il gioco il numero 11 che la tiene in campo. Palla che esce, sarà rimessa dal fondo per l'Athletic. Lì in mezzo non trova nessuno, invece trova, oh, buono l'anticipo del numero 7 che allarga il pallone per Greco. L'arbitro fischia un fuorigioco che forse sì c'era, millimetrico. Il numero 7 aveva capito comunque l'intenzione, si aspettava già quel pallone lì in mezzo, è riuscito a anticipare tutti e a creare un'occasione pericolosa da gol. Possesso Athletic, il numero 8 che si gira col pallone in mezzo al campo. Palla all'esterno, riparte cambiando totalmente il gioco al numero 6. Palla al portiere. Nel frattempo il mister si arrabbia con i suoi, che non vuole forse questo gioco lento, si aspetta di più dai suoi. Attenzione perché è pressato adesso dal Kuss, deve spazzare il portiere col sinistro come viene, però trova l'avversario che può provare di prima, riesce a saltare uno, salta il secondo, il destro! Poi fantastica la parata del portiere che nega il gol, un bel gol, anzi si era infilato bene tra le linee il numero 7. E poi ottimo il riflesso del portiere a mettere la palla in calcio d'angolo, a battere il Kuss. Palla in mezzo che va sul secondo palo, di testa respinta, la palla rimane lì, gioco pericoloso. Attenzione perché qui i giocatori di rosa chiedono un rosso. È già ammonito, eccolo qui infatti, il numero 5 espulso. Avevo detto in precedenza che doveva fare attenzione, qui è stato un pochettino troppo aggressivo ad alzare quel piede, prendere la testa di un ragazzo rosa. Infatti è arrivata l'espulsione dopo 23 minuti di gioco. E adesso il resto della partita toccherà al Kuss giocarla uno in meno. E di già infatti il CT del Kuss ha mandato qualcuno a riscaldarsi, perché evidentemente sono saltati già tutti gli schemi. Partita in salita adesso per il Kuss, con un ottimo Atletico che si attacca fa male. Giocherà con un difensore in mano il Kuss.
Battuta la punizione dell'Athletic Club. Palla lunga per Greco, ottimo ancora una volta il controllo, prova a saltare l'uomo, si accentra verso il campo, palla dentro tra le linee, buono il passaggio, ancora vuoto il portiere. Offensiva dell'Athletic, palla per il numero 10, in mezzo sul secondo palo, stacco di testa e l'arbitro fischia, forse un fuorigioco, ma ancora una volta pericolosi i ragazzi in rosa. Lì avanti, ottima prestazione del terzino sinistro greco, che nei passaggi difficili riesce sempre a controllare bene il pallone. C'è forse già pronto il primo cambio? Sì. È pronto il primo cambio del CUS. Entra il numero 15, sicuramente un difensore. È uscito il numero 10 del CUS, Puccio Cristian. È il CUS che dovrà fare a meno di un centrocampista. Poi palla dentro. Adesso pressa l'Athletic, tiene bene il pallone il 10 in rosa, allarga bene sulla sinistra, riparte da dietro l'Athletic, in mezzo c'è una voragine, trova lo spazio, palla per il 5, può rigirarlo a destra, invece trova direttamente la palla dentro, poi lo scambio di prima, calcio di punizione per il rosa, ancora da posizione pericolosissima, gioca bene, adesso hanno il completo controllo del gioco. E punizione da posizione pericolosa, perché da qui possono sicuramente fare male. Hanno tutte le caratteristiche in regola per mettere questo pallone dentro e allungare il risultato sul 2-0 al primo tempo. Da lì proverà un sinistro. Si aspetta il fischio dell'arbitro. Con molta calma, prende la rincorsa. Il sinistro. La traiettoria era buona se non veniva deviata dalla barriera. È rimessa laterale per l'Athletic. Battuta laterale, tenta l'1-2, riesce a trovarlo, palla ancora sulla destra, dentro, riesce a trovare un ottimo controllo, palla in mezzo, Greco, fuori gioco forse, sì, fuori gioco, ancora una volta Greco, questa batte la rimessa, anzi punizione, direttamente al portiere, serie di finte. Non riesce più ad uscire dalla metà campo il CUS, c'è poi calcio di punizione ancora per il rosa. Posizione di possibile cross, come può essere anche un tiro, infatti da lì forse andrà anche un altro sinistro. Andrà proprio Greco a battere questa calcia di punizione, può anche calciare in porta. Può anche cercare il passaggio sulla destra, ma dal posizionamento del corpo penso che cercherà direttamente la porta. Prova il sinistro, alto. (1-0) e quasi 30 sul cronometro. Palla sulla sinistra, di prima appoggia il compagno che prova a girarsi ma non riesce a girarsi, ancora CUS in difficoltà, non riesce a respirare, contatto, calcio di punizione.
posizionato benissimo Athletic Club con la punta del Kus che ancora non si vedono gocce di sudore sul suo volto. Adesso il numero 2 riesce a scappare, palla in mezzo, prova a girarsi, Messi in difficoltà, d'esterno la gira, costretto a ritornare dietro la metà campo, palla all'esterno che prova a puntare l'uomo, prova a passare, non passa, e attenzione perché qui può essere una grandissima occasione di contropiede, allarga il pallone sulla sinistra, un po' lunga, l'arbitro fischia per fuorigioco. Il CT dell'Athletic Club si lamenta di questo fuorigioco e dice all'arbitro devi guardare il movimento. Calcio di punizione e i bianchi chiedono il giallo al numero 10 che questo è il suo commette il suo secondo fallo. Battuta in profondità, chiude Greco. Poi sbaglia lo stop, palla dentro, chiude bene il numero 3, ma ancora possesso Athletic. Palla al numero 8, può cambiare il gioco, infatti lo cambia, ma Greco non si aspetta che la palla passi. Quindi rimessa dal fondo per il Kus. Porta il pallone il numero 15, appena entrato, palla in profondità. Arriva qui l'attaccante che forse può toccare il primo pallone della partita, non lo tocca, rimessa laterale. Mette giù col petto, chiuso da 2, palla all'esterno, prova a girarsi, non ci riesce perché Athletic non dà possibilità agli avversari di giocare, poi c'è la maglia tirata, riceve un calcio nel frattempo il numero 10 è a terra, nulla di grave, è stata solo una piccola botta, rimessa laterale per l'Athletic, batterà il numero 3, battuta rimessa laterale, mette giù con molta calma il numero 8, può giocare vicino, preferisce la profondità, spazza via il giocatore del Kus, palla ancora è rosa, ma recupera con molta grinta il numero 7 del Kus, si procura anche fallo. È un po' di confusione perché il ragazzo aveva giocato, ha battuto il pallone, ma l'arbitro ferma nuovamente il gioco, si ripartirà sempre dalla punizione del Kus. Calcio di punizione, prova a metterla in mezzo, arriva direttamente il cross dentro l'area, di testa riesce a prenderla il numero 11, colpo di testa debole, il portiere che abbraccia il pallone, attenzione rischia qui qualcosa, via all'esterno, a campo per andare, rischia qui il passaggio, numero 11 che ne approfitta, può metterla in mezzo, finta di corpo, prova a saltare l'uomo, poi sulla destra, poi non... attenzione perché c'è contatto, ma l'arbitro non fischia, poi in mezzo il numero 8 di prima, palla che rimane ancora lì, serie di rimpalli, c'è a terra in tutto questo un ragazzo con la maglia bianca, si lamentano infatti i giocatori del Kus per il rigore non dato, non so se era calcio di rigore, difficile da capirlo da questa angolazione.
ma ha saltato bene un uomo. Palla in mezzo, di testa, prova a spazzarla. Palla che rimane lì, spazza col sinistro. Rimessa laterale Kus, che sta finalmente prendendo un pochettino di campo. C'è il numero 9 che è solo, che lascia scorrere il pallone. Adesso arriva il 9 Rosa, che con la finta mette sistemazione in campo. Prova a giocarla vicino, allarga sulla destra, trova bene la palla dentro per il 7 che può andare. Non aveva fischiato fuori gioco. La palla che va alle mani del portiere avversario. Attenzione perché rischia qui qualcosa il difensore centrale del Kus. Si prende fallo. Palla battuta dal Kus, allarga il terzino destro che ha una grandissima spinta, serie di finte di corpo. Attenzione perché sbaglia qui il numero 15, adesso il 9 vuole andare fermato, ma palla al 7, trova bene il numero 10 che può andare, si allunga il pallone, poi rientra, c'è la scivolata, non c'è nulla dice l'arbitro, solo rimessa dal fondo per il Kus Palermo. Occasione da gol sprecata anche qui dall'Athletic, poteva fare sicuramente meglio il numero 10, allarga il palo sulla destra, il numero 11, buono il controllo, ma poi la chiusura del 5, arriva a centrocampo, ma il 9, attenzione perché riesce a prendere lo spazio, salta il portiere, si allunga il pallone, poi in mezzo, non trova nessuno, salva tutta l'area e riesce a spazzare il terzino dell'Athletic Club. Si sono fatti cogliere qui di sorpresa i ragazzi in rosa. Il Toto fermo ancora lì sull'1-0. Il Kus che si è forse svegliato un poco. Anche i tifosi chiedono ai ragazzi di svegliarsi. Riesce a anticipare l'avversario, poi palla in profondità, riesce a trovare il movimento giusto il numero 7 per girare le spalle dell'avversario. Attenzione, scivolata, ottima la chiusura. Regolare, si gasa il difensore. Infatti qui l'arbitro arriva a rimproverarlo perché è esultato come se avesse fatto un gol in faccia all'avversario ed è il laterale Athletic. Battuta la Tri Club, non c'è fallo, lascia giocare l'arbitro, la spazza via, non riesce a prendere il tempo giusto. Palla giocata tranquillamente dal terzino, trova spazio per il numero 5 che c'ha molto campo, esce adesso il difensore lasciando lo spazio libero, era giusta la giocata, non si aspettavano questo pallone i compagni, palla al portiere. Prova a mettere giù il numero 9, ottima l'aggressività del difensore dell'Athletic, adesso si trova in mezzo a 3 maglie, non può fare nulla di particolare e palla al Kus. Cerca la giocata sullo stretto, viene spinto, calcio di punizione. Sottolineano il terzo intervento del numero 10 in rosa. Il prossimo sarà punito con un cartellino giallo. Possesso Kus, prova a girare, c'è fallo forse. Infatti arriva. Calcio di punizione e cartellino giallo per un fallo innocente del numero 2. Non ho trovato nessuna cattiveria nel fallo, ma l'arbitro ha preferito punirlo col cartellino giallo. Non è stato ammonito per il calcio di punizione, ma a quanto pare è stato ammonito per protesta il numero 2.
non si è capito bene perché la palla sarà battuta alla rimessa laterale, da capire meglio la dinamica, e anche la rimessa laterale del rosa. C'è sta un po' di confusione qui. Mette palla giù, la spazza via, alza un campanile, deve metterla già il numero 10, non ci riesce il controllo laterale Kus. Palla dentro, chiuso al numero 4. Adesso il centrocampista può girare il pallone, lo gira con Greco che finalmente riesce a ritoccare il pallone, allunga la palla, poi c'è in scivolata il contrasto del numero 11 che regala calcio di punizione all'Athletic Club. Calcio di punizione per l'Athletic. Arriva il cambio dell'Athletic Club. Fuori il numero 10, dentro il numero 19. Cross in mezzo, bellissimo questo cross, spazzato via dalla difesa del Kus. Ancora passaggio Athletic, chiude bene, e ancora esultano come per un gol i ragazzi del Kus dopo questo intervento. Il numero 10 è uscito forse per non farsi ammonire. Battuta rimessa laterale, palla che rimane lì, colpisce sul volto il giocatore in bianco, l'arbitro non dà un calcio d'angolo e sarà rimessa al fondo per il Kus. Possesso Kus, 40 sul cronometro, e palla dentro, prova a passare ma Greco capisce il passaggio, può andare lungo la fascia, si allunga bene il pallone, mette in mezzo, calcio d'angolo Athletic. Calcio d'angolo Athletic. Batte in meno sul secondo. Attenzione perché la palla rimane lì di testa. Chiude il portiere. Palla che gli arriva dritto nelle sue mani. E così in possesso del pallone. Si gioca dall'altro lato del campo. Arriva l'11, riparte da dietro, palla sporca, eccolo qui il pressing del non entrato. Kus che sta facendo una serie di passaggi fermi sempre sullo stesso quadrato di campo. E Kus che batte e cambia gioco, si giocherà dall'altro lato. Palla dentro, prova a controllare, riesce a controllare ma viene chiuso. Poi il centrocampista con molta calma mette giù e mette adesso le sue abilità in mostra, raggiusta la palla. Palla possesso Kus.
palla in profondità. Attenzione perché la palla rimane lì. Rischia qui il portiere con questa uscita poco sicura. Indeciso nella sua uscita. Riesce poi con un rimpallo fortunato a ritrovarsi la palla, diciamo, vicino. Buona la finta. Con molta calma esce. Adesso Greco prova a puntare sempre la profondità. Con molta tranquillità. Gioca a centrocampo. Rischia qui a perdere il pallone il numero 4. C'è una trattenuta di maglia. Arriva il cartellino giallo per il numero 5. 2 gli ammoniti adesso dell'Athletic Club. L'arbitro segnala 4 minuti di recupero. Giusti dopo tutte queste interruzioni di gioco. Adesso va a controllare il giocatore in area di rigore. Battere il portiere. Battuta direttamente oltre la porta avversaria. Sarà rimessa dal fondo per l'Athletic. Sempre 1-0. 2 gli ammoniti dell'Athletic Club. Un rosso per il CUS, che costringe a giocare in 10 già da parecchi minuti. C'è ancora una partita. Cambia tutto il gioco, è solo da quella parte. Può portare via il pallone. Mette in mezzo questo pallone. Non trova nulla. Solo le braccia del portiere. Ottimo l'anticipo. Palla che esce, laterale. Regge bene il pallone. Al numero 2 che cambia bene il gioco dall'altro lato. Buona la palla all'esterno, forse un pochettino troppo lunga. Rimessa dal fondo. Con molta calma se la prende il portiere dell'Athletic. Nel frattempo sono scaduti 2 i minuti di recupero. Ancora possesso Atletico con un rimpallo ed esce bene. Adesso palla sull'esterno sinistro Greco, troppo lunga. Rimessa dal fondo per il CUS. Palla dentro per il numero 9 che riesce a stoppare il pallone, ma non riesce a controllarlo. Si è fatto male. Voci da parte sua. L'arbitro dice però di giocare. Nel frattempo c'è il numero 9 a terra. Infatti ragazzi, l'Athletic Club che buttano la palla fuori per correttezza. Rimessa la battuta per il CUS che ridarà palla all'Athletic. Anche loro per correttezza. È arrivato qui la fine del primo tempo. Athletic Club 1 CUS 0. Ci vediamo tra pochissimo.
Siamo pronti per il secondo tempo tra Athletic Club e CUS. A battere questa volta saranno in rosa. Ricordiamo il risultato di 1-0. Uno in meno i bianchi e 2 gli ammoniti da parte del rosa, che portano subito offensivi. Ottimo l'uscita del numero 15. Buono il controllo, palla al 2. Palla in avanti sull'esterno. C'è fallo, infatti arriva. Calcio di punizione per il CUS. Di testa. Possesso Athletic. Tutto solo, porta bene il pallone, palla dentro. Non ingiusta la scelta, va ancora a campo davanti a sé. Poteva progredire con il pallone in avanti, ma ha preferito lanciare i compagni verso il fondo. Partita che la spazza, tenta il tacco, c'è la trattenuta. Rimessa, anzi, un calcio di punizione per il rosa. All'esterno, ottimo l'anticipo, poi c'è una manata. L'arbitro lascia giocare. Ottima la finta. Sbaglia il passaggio. Poi di prima a cercare il compagno in avanti, ma viene anticipato. Riparte al numero 8 che c'è ancora a campo, ma preferisce giocare con calma da dietro. Buon il controllo, larga il pallone sulla sinistra. Adesso cerca la profondità, buona la finta. Prova a girarsi, tenta il cross in mezzo, palla che passa, sorvola l'area, trova l'appoggio, la finta, si allunga il pallone, c'è il contatto. L'arbitro non fischia nulla. E il CUS che continua a giocare. Palla al 2. Numero 8 la mette giù, pressato dal numero 7. Gioca bene la palla all'esterno. Palla in profondità, non trova nessuno. Capisce tenere in campo l'avversario e ripartire dal portiere. Cerca il cambio di gioco per il numero 9. E con molta velocità riesce a passare, ma arriva la rimessa laterale, invece no, la tiene in campo la bandierina. E sarà rimessa laterale del CUS adesso. Battuta alla laterale, in area di rigore, protegge bene il pallone, controlla il pallone, prova a saltare l'uomo, l'11 non ci riesce, chiude bene, butta la palla sopra l'avversario, ancora possesso il numero 6, c'è un tocco con la mano, calcio di punizione per l'Athletic Club. Numero 8 a prendersi il possesso del pallone con molta calma. Attenzione perché rischia qui col passaggio. Numero 2 con molta tranquillità passa in mezzo ai due che lo pressavano. Poi palla in mezzo, la devia il difensore. Sarà calcio d'angolo per il rosa. Calcio d'angolo per il rosa. Risultato ancora fermo sull'1-0, con molta calma il numero 8 va a battere questo calcio d'angolo. Ce l'avvicino. Ecco qui il numero 11.
mette il cross in mezzo, il portiere la fa sua, spazza via con i piedi, arrivano in due, ma palla che rimbalza sul terreno di gioco. Adesso arriva il numero 11 e poi dice il pallone col corpo, prova a girarsi, si allarga sulla destra, d'esterno allarga sul 7 che allunga bene il campo, è pressato da 2 ma riesce a passare, poi c'è il tocco del difensore centrale dell'Athletic Club, invece no, l'ultimo tocco è dei bianchi e sarà rimessa dal fondo per il rosa. Possesso Athletic, in mezzo al campo per il 19, di prima appoggia all'8, c'è lo scambio ottimo tra i due, adesso in profondità per il numero 11 che non ci crede su questo pallone, poi prova ad allungare come meglio può, rimessa dal fondo. Attenzione perché il portiere rischia qui il pressing dell'Athletic, la rimessa laterale Kus. Il 3 non prova a non farlo girare, poi buono di prima lo scambio, prova la profondità, mette giù il pallone, cerca di entrare in mezzo a 2, riesce a ripartire dietro, poi di prima il cross, così non va a buon fine, ma palla ancora in possesso al Kus che preferisce ripartire dal difensore. Adesso palla all'esterno, palla lungolinea, anticipato dal numero 2 che adesso può andare in velocità, tiene bene la palla, adesso tenta il passaggio lungolinea, ma è ottima l'intuizione del difensore centrale del Kus che dice di no a questo passaggio. Palla battuta, palla al numero 8, con molta tranquillità conduce il gioco, riporta il difensore, ancora l'8, scambio tra i due, allarga sulla sinistra, c'è ancora la palla per il difensore che preferisce cambiare per il numero 4, c'ha il numero 2 pronto a ricevere il pallone, tenta adesso l'affondo il numero 11 che prova una finta, riesce a prendersi un calcio d'angolo. A quanto pare no, l'arbitro fischia la rimessa dal fondo. Andrà il portiere a battere lungo sicuramente, palla lunga, stacco di testa, ancora il rosa in possesso del pallone, soffrono i bianchi nella gestione del pallone, spazza via, si fa trovare un altro rosa pronto, eccolo qui adesso il numero 8 che può andare, allarga bene, è buona la palla a tagliare per il numero 2, il difensore del Kus costretto a spazzare per il pallone e sarà questa volta forse calcio d'angolo, ma c'è gioco fermo per 2 cambi, esce disperato l'attaccante del Kus che non ha praticamente toccato un pallone tutta la partita. Il numero 2 a battere rimessa laterale lunga verso l'area di rigore, adesso il numero 7 la mette giù, gioca vicino il pallone, la spazza via, è entrato adesso fresco il numero 18 che con le mani spinge l'avversario ma l'arbitro lascia giocare, può puntare l'uomo, sceglie la profondità e solo contro il portiere parte il sinistro, palla che esce sul fondo di pochissimo, era appena entrato il numero 18. Qui c'è il CT del rosa che si arrabbia per questa piccola distrazione. Hanno rischiato qui il rosa di prendere il gol del pareggio. Mancanza dei bianchi che non sono riusciti a sfruttare questa occasione e pareggiare la partita. Ancora Kus
in possesso del pallone. Al pressing subito in rosa, si chiudono bene in mezzo al campo, arriva, diventano due, è giusto, qui l'anticipo ed è rimessa laterale per il Cus. Palla lunga battuta, ancora palla per il 15 che sembra essere entrato in ottima forma dopo quello scatto, anzi il numero 16 scusate. Spazza male il portiere, palla che rimane in possesso del Cus, adesso in mezzo a due tenta il numero, è buona la finta di corpo che lascia il numero 11 lì fermo, condannandolo a un calcio di punizione e a un altro cartellino giallo. Sono 3 gli ammoniti dell'Athletic, mentre il Cus non ha nessun ammonito, ma giocano uno in meno dal 25esimo del primo tempo. Non sembrano soffrire della mancanza dell'uomo in meno. Calcio di punizione, numero 7 a battere, prende la rincorsa, palla che attraversa l'aria e finisce nelle mani del portiere. Con molta calma se la prende il portiere, riparte da numero 4 il gioco. Eccolo qui il numero 8 che si gira con molta calma, prende campo, poi ritorna, c'è un calcio dal numero 15 che è appena entrato e arriva qui l'ammonizione, anzi quello di numero 18, anche lui adesso ammonito per un brutto calcio rifilato ai danni del numero 8. Eccolo il 5 che gira il gioco dall'altro lato del campo. Buono lo scambio, c'è contatto ma l'arbitro lascia giocare. Riparte dal numero 8 che gioca molto tra le linee difensive. Eccolo il numero 2 che si fa vedere in mezzo. Adesso spizza di testa, è buona la chiusura, rimessa laterale per il rosa. Battuta alla laterale, sbaglia il controllo, riesce il 7 poi con un tunnel di sole riesce a passare, ma c'è il numero 2 che tiene il pallone, che adesso può provare il destro, arriva, la palla rimane lì, è ancora in gioco, il numero 19 prova a girarsi, di tacco, prova a saltare l'uomo, poi rischia qui la giocata il numero 6, palla in mezzo, che va nelle braccia del portiere, spazza via. Palla che rimbalza, attenzione, c'è una spallata, può andare, il numero 4 chiude e arriva qui il numero 8 adesso a mettere ordine in campo. C'è la trattenuta di Maia, poi può fischiare il fallo, l'arbitro ma lascia giocare, poi palla ottima dentro, capisce il passaggio dell'avversario difensore in bianco, dice di no. Eccolo qui ancora Lotto in possesso del pallone, palla alta, è un ottimo pallone perché giusto la linea del difensore, il numero 7 tenta il tiro! Ottimo l'assist del numero 8 che sta facendo calcio in mezzo al campo, poi trova un ottimo pallone per il numero 7 e arriva la doppietta. Athletic 2 Cus 0, punita questa volta la disattenzione, ma il merito del gol è soprattutto del numero 8 che ha dato una palla splendente al compagno a firmare la doppietta. Conforto Mattia 2-0. C'è un cambio per l'Athletic Club, esce l'11 ed entra il 16, esterno per esterno.
bella l'azione, bello tutto. Sul cronometro è il risultato di 2-0. Palla in profondità, mette giù col petto, prova a saltare l'uomo, rischia qui la ripartita dal portiere con molta tranquillità. L'Athletic gestisce adesso il pallone, sale sulla fascia destra, lancio lungo, attenzione perché trova un'altra volta imbucato il numero 7 che è solo, che può provare il pallonetto, è arrivata la tripletta dopo pochissimi minuti. Di Conforto Mattia, che è arrivata a questo punto. La partita sembra essere chiusa. Fantastica azione, fantastico anche il movimento del numero 7, che in queste occasioni si fa sempre trovare pronto. (3-0), 17esimo minuto di gioco. Athletic Club che adesso può essere più tranquillo, ma con la fame che ci hanno non c'è da escludere ancora. Attenzione, qui c'è fallo, perché il numero 7 era partito ancora di nuovo per andare verso la porta. Tenta uno scambio in mezzo a 3, arriva il calcio di punizione, arriva un altro ammonito per l'Athletic Club, quarto ammonito per il rosa. Tutto il corso dentro l'area, battere il portiere, palla in mezzo, campanile, non arriva nessuno, solo Rosa, sempre a prendere questa palla, attenzione perché poi è arrivato la spizzata del numero 7, palla per il numero 19 che è appena entrato, che può provare a calciare, calcia fuori la porta. Devono stare attenti al contropiede il Cus, se vogliono provare a fare gol, perché l'Athletic Club punisce in queste occasioni. Anche bello il gesto del numero 7 che poteva comunque andare, ma ha preferito allungare il pallone per il numero 19. Stacco di testa, sempre il 7 a te il possesso del pallone, di testa, appoggia bene al numero 8, buono lo scambio tra i due, si gira Conforto, palla in mezzo al secondo palo, fantastica palla che esce sul fondo, ancora ottima la palla di Conforto Mattia sul secondo palo. Bene tutto, tranne il compagno che non è riuscito a concretizzare quest'altra occasione da gol. Si creano molto facilmente queste occasioni da gol. Arriva il cambio per il CUS Palermo e forse anche per l'Athletic Club. L'Athletic Club per la prossima azione ci sarà cambio.
20 sul cronometro. Stacco di testa del 4. Ancora il numero 8. Sombrero in mezzo a due. Molto con calma. Tiene il possesso di questo pallone. E poi con esperienza si prende il calcio di punizione. Sta facendo calcio lì in mezzo al campo. Sembra essere un passo avanti questo ragazzo. Arriva infatti il cambio dell'Athletic Club che entra il 17. Al posto del 9. È già battuto l'Athletic. Passa bene in mezzo a due, palla dentro, fantastica, a trovare lo spazio in mezzo al portiere, ci si fa trovare pronto su questo passaggio che era praticamente in mezzo all'aria. Palla sbagliata, poi recupera il pallone il difensore del CUS. Sembrava rimessa laterale, ma il portiere, anzi l'arbitro, non fischia la rimessa laterale, quindi ancora possesso Athletic. Quando gioca così l'Athletic fa molto male. C'è una voragine lì in mezzo al campo, credo che sia il punto debole del CUS. Nel frattempo trova la profondità in mezzo, fermati scivolata, la palla che rimane lì, si alza un campanile. Dispara alla porta, appoggia al numero 2 che sbaglia il passaggio e poi lo sbaglia anche l'avversario. Ancora possesso Athletic, si gira il numero 16, preferisce con molta calma andare dal numero 8 che può prendere il campo, può provare il sinistro, forse non è il suo piede forte, palla che esce, rimessa dal fondo. Battuta rimessa dal fondo per il CUS, attenzione perché qui inciampa sul pallone, ma fortunatamente riesce a tenere ancora il controllo della palla. Si riparte da dietro, gira per il numero 16 che di prima cerca la profondità, trova solo maglia rosa, poi la finta del numero 3, palla dentro, eccolo qui il numero 7 che di prima prova a giocarla all'inserimento del compagno, ma ancora palla in possesso all'Athletic. Eccola qui la palla del numero 17 che tenta il destro, palla che esce sul fondo. Poteva sicuramente fare di meglio, aveva due compagni liberi in aria, ma ha provato lui a cercare la gioia del gol, soprattutto quella del 4-0. Palla sulla sinistra, chiuso in mezzo a due, prova a infilarsi, non c'è fallo, dice l'arbitro. Possesso CUS, vuole andare in mezzo a 3, non riesce a passare, altro calcio al numero 8, ma il numero 18 vuole andare via, prova a passare, trova lo spazio giusto, altra palla fantastica. Qui questa volta i compagni non si fanno trovare pronti, ma ancora il numero 8 lì a mettere ordine e dare molta fiducia ai compagni. Possesso CUS, chiede una mano, buono l'anticipo del numero 2 che riesce a passare, adesso diventa un 4 contro 3, può metterla in mezzo, preferisce darla a rimorchio, ma trova una maglia bianca. Ecco adesso qui il contropiede del CUS, vuole partire il numero 7, prova ad accentrarsi, si gira sulla destra, gioca col compagno, passa la palla, è proprio la che va al portiere. Mamma mia che palla per il numero 16, non è fuori gioco, l'arbitro lascia giocare, ancora il numero 8 a dare questo fantastico pallone, mette in mezzo per il colpo di testa di Conforto Mattia. Magari non sarà la sua specialità, ma questa volta palla sul fondo, rimessa per il CUS. Altra palla magica del numero 8.
No, a posto. 4-0 e i ragazzi in rosa chiedono ancora, come se volessero fare ancora tanti gol, e mancano 25 minuti al fischio finale. Ci saranno 2 cambi per l'Athletic Club. Entra il numero 15 ed esce il numero 5. E adesso esce Greco, autore di questo quarto gol. Il mister lo ricompensa con un cambio, con il numero 13. E palla già battuta. Lo stesso Kus, palla sbagliatissima qui in mezzo al campo, anticipa bene il numero 2, adesso il numero 8, riparte dietro dalla difesa, con molta calma l'Athletic Club, gestisce il pallone, ma a quanto pare anche la partita. Ottimo il binario per il compagno, gestisce bene il pallone, gioca adesso qui a Gallo che c'è a campo, rientra alla finta, poi perde il pallone, ma ha un rimpallo fortunato per il compagno. E ancora Athletic col pallone, arriva Gallo di prima al difensore, gioca bene sulla sinistra, compagno che è appena entrato, allarga, ottimo il pallone, ha spazio, l'Athletic può andare, serie di doppi passi, perde il pallone il numero 15, deve andare a recuperare, serie di finte anche di corpo, palla dentro, adesso per l'attaccante che si porta la palla in avanti, ottima la chiusura, rimessa laterale per il Kus. Rimessa laterale per il Kus, con molta difficoltà riescono ad arrivare alla 3/4 di campo. Di prima appoggiare il compagno, adesso tenta, ma si fanno trovare sempre pronti i difensori. Palla per il Kus, attenzione perché può essere qui un'occasione pericolosa, vuole provare il cross, deve puntare l'uomo, si allarga sulla destra, si allunga il pallone che esce e viene rimessa laterale. Ancora possesso Kus, in mezzo a Rosaterra, trova una maglia rosa, contropiede forse dell'Athletic, rischia qualcosa, l'arbitro non fischia fallo perché era palla netta. Vuole andare adesso Mattia, l'autore della terza rete, trova un'ottima palla e fischia questo fuorigioco l'arbitro, che evidentemente non c'era. Ma l'arbitro ha visto male sicuramente, ha fischiato questo fuorigioco. Adesso palla dentro, chiuso dal difensore, possesso Athletic con Gallo, prova a girarsi, si gira, tiene il pallone, ancora Gallo, c'è il compagno sulla sinistra, lo trova, chiuso da 2, ma tiene ancora bene il pallone Gallo. Adesso passa bene questo pallone, palla su lui della sinistra, ci sono 3 giocatori in rosa, palla in mezzo sul secondo palo, chiuso, calcio d'angolo Athletic. Uscirà il numero 17 ed entra il numero 18. Anzi scusate, esce proprio lui, il migliore in campo, il numero 7, dopo 3 gol. Conforto Mattia, ha fatto una prestazione
super con la S maiuscola. Poi parte il calcio d'angolo. Ancora Athletic in possesso del pallone, prova a girarsi, non c'è fallo, recupera il pallone nel Cus, può partire il contropiede, non riescono nemmeno a cogliere di sorpresa gli avversari con i contropiedi. C'è un po' di confusione in campo con un altro pallone, questa rimessa laterale per l'Athletic. E anche un altro cambio, uscirà un difensore centrale per il numero 20. Entra il numero 20 per l'Athletic. 30 minuti di gioco e palla al Cus. Cambia gioco dall'altro lato del campo, mette giù e riesce a smarcarsi dai due avversari. Adesso palla al centrocampo, riesce a girare la palla sulla destra. Possono adesso provare ad affondare i ragazzi del Cus. Tenta il doppio passo, salta con una finta, si allunga il pallone, la mette in mezzo, chiuso ancora una volta dalla difesa dell'Athletic, che stanno veramente concedendo pochissimo. E palla adesso a Gallo, che trova un passaggio fondamentale lungo linea per il compagno, che può andare verso la porta. C'è il compagno, doppio passo, si allunga il pallone sulla sinistra, perde il tempo, sarà calcio d'angolo per l'Athletic. Ogni palla data da Gallo sono problemi per la squadra avversaria. Calcio d'angolo battuto sul secondo palo, lo stacca bene di testa il numero 2. Quindi rimessa dal fondo. Palla battuta, possesso Cus. Compattissima la difesa dell'Athletic, che sta concedendo veramente poco. Quel poco che hanno concesso non è stato sfruttato dagli avversari. Laterale battuta, rischia il gioco da dietro, cambia il gioco dall'altro lato, tiene il pallone l'Athletic con il numero 16, riparte con molta tranquillità da dietro, pressato, si riparte dal portiere. Attenzione perché arriva il pressing anche del terzino, che viene scartato ma riesce a tenere forza con l'avversario e recuperano una rimessa laterale. Altra rimessa per i bianchi. Battuta, trova la finta, riesce a passare, buono l'1-2, può metterla in mezzo, scarta l'avversario viene punito con un calcio di punizione, anche da lì pericoloso. Questa palla viene messa in mezzo bene, può creare disagio alla difesa rosa. Calcio di punizione battuto in mezzo, non trova nessuno dei bianchi, la spazzano via il rosa. Poi di prima prova a metterla, attenzione perché può arrivare il contropiede dell'Athletic. Partono a 1000 i ragazzi in rosa. Rientra perdendo il tempo. Arriva qui infatti il calcio di punizione. Palla a Gallo. Con molta semplicità. Eccola qui la palla sulla destra, stavolta un po' troppo morbida
e palla al 16 che c'è a campo, nessuno che lo pressa, prova il destro sul fondo, giusta l'idea di calciare in porta, non era disturbato da nessuno. Rimessa al fondo per il Cus. Possesso Cus, Athletic lì, sono in 4 a pressare, ma esce bene il numero 2 bianco. Palla sulla destra che prova a scartare l'uomo, ci riesce, a campo per andare, palla per il 12, viene strattonato perdendo l'equilibrio, non riesce a controllare bene il pallone, rimessa laterale per l'Athletic. Ancora Gallo, con molta calma l'Athletic avanza, gira tutta, ottimo il passaggio per il numero 20 che può provare ad andare verso il centro del campo, c'ha a sinistra il compagno solo, serie di finte, preferisce giocare a destra, poi ottima la chiusura del capitano del Cus che c'ha spazio anche lui per andare, palla lungolinea, troppo morbida, leggera questa palla, si ferma il difensore, va a creare scompiglio l'Athletic Club qui adesso, perché se sono in inferiorità numerica il Cus, allarga bene il pallone sulla sinistra, è buono il controllo, si accentra, il destro, velletario e centrale tra le braccia del portiere. Palla al capitano, lungolinea, è regolare, dice l'arbitro, la mette giù il numero 16, vuole provare appunto l'avversario, prova ad accentrarsi, trova lo spazio, tenta il destro, respinto il tiro e possesso ancora il Cus del 19, finta di corpo, riesce a passare in mezzo a 3, chiuso, sbaglia il passaggio, poi Gallo rimette compostezza in campo. Sono stanchi di pressarlo gli avversari a quanto pare, e gioca in avanti adesso l'Athletic e porta avanti il pallone, può andare, ottimo l'idea del passaggio ma viene chiuso, ancora il possesso all'Athletic, gira bene per il numero 20 che può andare, sono 4 contro 3, doppio passo sulla destra con la sola porta sulla sinistra, può provare il sinistro, di tacco tenta il passaggio, viene fermato e contropiede adesso Cus, allunga bene il pallone ma si fa trovare subito pronto qui il numero 2 che sta facendo anche lui una partita magistrale a livello difensivo, palla al 19, può metterla in mezzo, arriva il cross tiro, calcio d'angolo ancora per l'Athletic che sta surclassando gli avversari con molte azioni da gol e azioni pericolosissime. Quasi 5 minuti alla fine, 4-0, ricordiamo il risultato. E l'inferiorità numerica del Cus batte il cross di testa. Palla che esce sopra la traversa. È rimessa a fondo già battuta. Pressato all'esterno dell'Athletic il Cus. Passa bene in mezzo alle linee, adesso il centrocampo, allarga il campo, ottima la finta del centrocampista, trova anche lo spazio del passaggio che prova a passare in mezzo a 2, c'è contatto, l'arbitro non fischia il fallo, anche se forse c'era qui qualcosina, adesso il numero 20 che tocca il pallone del controllo, arriva il numero 17 che può darla lungo la linea, c'è fuori gioco, preferisce accentrarsi col sinistro, ottima qui la parata del portiere che nega il gol al numero 17, la tiene in campo però, non va rimessa laterale, punta all'uomo, altre serie di finte, si ferma, si allarga sulla sinistra di prima col sinistro, ne arriva il 5-0 dell'Athletic Club, altra azione, non si è arreso, ha tenuto la palla in gioco, non ha preferito la rimessa laterale, ha preferito sfondare lui stesso, col sinistro trasforma un bellissimo gol che si chiude sull'angolo alla sinistra del portiere.
vogliono ancora continuare i ragazzi dell'Athletic, vogliono ancora fare gol. E il Kuss ormai non gli è rimasto che sopravvivere a questo assedio. Allarga a sinistra al 13, riparte da lui, pressato, ottima la finta di corpo, riparte da dietro il Kuss, c'è lo spazio in mezzo, preferisce giocare con molta tranquillità, non c'è perché rischia qui qualcosina il numero 16, c'è l'Athletic Club che è abbastanza sopra, capisce bene anche il numero 20 l'intenzione del difensore, adesso salta uno, basta il 3 secondo, tiene il pallone con la scivolata, palla adesso lungolina per il 19 che non è in fuorigioco e può andare verso la porta, tenta di rientrare il destro, altro gol dell'Athletic Club con il portiere che anche questa volta si aspettava il passaggio in area di rigore, lasciando scoperta così tutta la porta e regala ancora una volta un'altra gioia all'Athletic Club, ai suoi tifosi. 6-0 è il risultato del 42esimo minuto della partita. Serie di finte, riesce a passare, allarga la palla sulla sinistra, tenta la profondità, è ottima la palla, forse un pochettino lenta, prova a girarsi, vuole puntare l'uomo, lo vuole saltare, arriva qui il calcio di punizione nettissimo. Siamo agli sgoccioli, vediamo se il Kuss riuscirà almeno a trovare un gol o l'Athletic riuscirà a tenere la rete inviolata di questa partita. Sistema la barriera del portiere. Ci sono più uomini in maglia rosa di quelli bianchi. Attenzione perché la palla passa, non se l'aspetta lì. Palla che gli sbatti sopra, adesso altro contropiede dell'Athletic Club. Altra finta, riesce bene a allargare la palla sulla sinistra. Salgono i ragazzi dell'Athletic Club, vogliono andare a cercare un'altra rete. Sulla sinistra vuole affondare, si accentra, ha lo spazio per tirare, altra finta. Può allargare, preferisce tirare, trova infatti il difensore, adesso protegge bene il pallone, può allargare il gioco al numero 20 che riesce a trovare campo, infatti prova il destro, colpisce male il pallone, è rimessa sul fondo. È finita la partita qui al velodromo di Palermo con l'Athletic Club che chiude la partita sul 6-0 con una fantastica tripletta del numero 7, prestazione super anche del numero 3 Greco e del numero 2, ma soprattutto quella del numero 8 di Gallo che oggi ha fatto un'ottima differenza in campo, si è visto sin da subito. È stato un piacere commentare con voi questa partita, alla prossima.